Tifosi del Napoli, preparatevi perché sta per arrivare un'altra bomba dal calciomercato. E questa volta la notizia arriva direttamente da Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il giornalista Walter De Maggio. E guardate, se pensavate che Noah Lang sarebbe stato l'unico grande rinforzo per le fasce, potreste rimanere sorpresi. Secondo De Maggio, il Napoli si sta muovendo molto dietro le quinte ed è molto vicino a chiudere non solo Lang, ma anche un altro grande attaccante, Dan Ndoye, attualmente al Bologna. Sì, avete sentito bene. Il progetto offensivo di Antonio Conte va ben oltre ciò che sembrava a prima vista. Il piano è audace, aggressivo e molto ben articolato. Ma prima di raccontarti in retroscena di questa doppia articolazione, lascia il tuo like. Iscriviti al canale e attiva il campanellino, perché qui ricevi tutto sul nostro amato Napoli in tempo reale, con credibilità ed emozione. Entriamo nei dettagli. Noah Lang è praticamente già chiuso. Come ti abbiamo già anticipato, il contratto è pronto, i diritti d'immagine definiti e la firma è in arrivo. Ma ora il Napoli accelera parallelamente per portare anche Dan Ndoye, un giocatore versatile, fisicamente forte e con esperienza in Serie A, che si è distinto al Bologna sotto la guida di Thiago Motta. E perché questo è così importante? Perché, secondo De Maggio, se metti Kvaratskhelia e Ngonge da una parte e Noah Lang e Ndoye dall'altra, il Napoli non solo bilancia le ali, ma diventa più forte. Questa è la valutazione tecnica e strategica che sta spingendo la dirigenza ad agire in modo incisivo per concludere le due trattative quasi contemporaneamente. E il paragone che fa il giornalista è chiaro: Kvaratskhelia è indiscutibilmente più forte di Lang. Ma quando si confronta Ngonge con Ndoye, il vantaggio è chiaro a favore del giocatore svizzero del Bologna. Ed è qui che entra in gioco la logica del rinforzo in blocco. Non si tratta di sostituire uno per uno, ma di elevare il livello del reparto offensivo nel suo complesso, costruendo una rosa che offra più opzioni, più equilibrio e più profondità. Qualcosa di fondamentale per chi vuole tornare a lottare per i titoli in Italia e fare bella figura in Champions League. De Maggio è diretto: sono convinto che anche il Napoli prenderà Ndoye. Questa fiducia non è casuale. Dietro le quinte, le trattative con il Bologna sono a buon punto e il progetto di Conte, unito all'ambizione del club, sta giocando un ruolo decisivo nel convincere il giocatore. Insomma, quello che sembrava solo un rinforzo isolato con Lang, ora si rivela una strategia molto più ampia, che mira a una trasformazione completa del reparto offensivo del Napoli. La stagione 2024-25 promette di essere una svolta, con velocità, creatività e rinnovata forza offensiva. Ora, tifoso azzurro, voglio sapere cosa ne pensi. Ti piace la coppia Lang-Ndoye? Credi che il Napoli sia davvero più forte con questi acquisti? O manca ancora qualcuno per completare questo attacco in modo perfetto? Commenta qui sotto, perché la tua opinione è fondamentale per noi e fa crescere sempre di più questo canale. E naturalmente, se ti è piaciuto questo aggiornamento completo e dietro le quinte, lascia un super grazie. Perché questo rafforza molto il nostro lavoro e ci garantisce di continuare a portare, con qualità e passione, tutte le novità del nostro glorioso Napoli. Affrontiamo insieme questa nuova fase, tifosi azzurri.